I know you want pop, you want rock and roll. You want it? This year's remix got Symphonic. soul. I got pop, I got rock it. Continuiamo con Mister Topolini 2010, siamo con Gabriele Giorgi, numero? 32. Perfetto, lui è molto sportivo, te lo dico subito, raccontaci della tua passione. Ho fatto pattinaggio per 11 anni, dopo mi sono dato al ballo latinoamericano. E quindi adesso balli con chi? Con la mia ragazza. Chi sei iscritta? Sì, si è iscritta, sta aspettando di fare la conciatura e truccarsi. Ok, tifi per lei, ma chi ha convinto chi? Inizialmente dovevo essere io ad accompagnare lei, dopodiché siamo venuti qui e ci hai preso tutti e due. No, non è stata colpa mia, io non ho nessuna responsabilità, ho dato un consiglio, due ragazzi così carini, poi sportivi. Sì, dai, sono qui per provare, per divertirmi dalla fin fine. Un tuo sogno per il futuro, per la tua professione? Io, finita la scuola, vorrei andare a studiare agraria, dopodiché non so, riuscire a trovare lavoro in un agriturismo o nella guardia forestale. Ti piace la natura? Molto. Ma senti, quindi non hai ancora finito gli studi, quanti anni hai? 20? 20, sei un po' in ritardo, mi pare di capire. Un po' in ritardo, sì. Quest'estate come sono andati i voti? Non molto bene. Quindi devi studiare in pratica. Esattamente, devo studiare. Troverà il tempo anche per Mister Topolini 2010 perché sai che abbiamo tante feste, tanti eventi, tante serate. Certamente, sì. Ce la farai? Ci sarò, sì, ce la farò. La tua materia preferita? Diciamo scienze, dai. La peggiore? Diciamo che la fisica e la matematica mi piacciono, ma sono difficili. Vabbè, un appello ai professori, non siate troppo cattivi con Gabriele che balla, fa Mister Topolini, pattina, non ha tanto tempo. Senti, la tua ragazza, abbiamo capito che sei fidanzato, com'è che l'hai conquistata? Facendo un'esibizione di ballo. Lei ti ha visto e non ha capito più niente. Sì, dopodiché grazie a Facebook ci siamo conosciuti. Ok, dove l'hai portata al primo appuntamento? Al Bifid a Fiumicello. A mangiare polletto, Esattamente. con le mani. Sicuramente. Ok, allora in bocca al lupo, vuoi fare un saluto con le telecamere di Mister Topolini? Certamente. Saluto prima di tutto la mia ragazza, i miei familiari e i miei amici. Perfetto, grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie, ciao.